I nuovi arrivati fanno la prima sosta in un centro di raccolta e ristoro razionalmente organizzato, dal quale gli scapoli vengono avviati agli appositi alberghi operai, modello di semplice comodità, mentre gli ammogliati ricevono in assegnazione una linda, graziosa casetta. Le miniere. Tutto il lavoro di Carbonia è in funzione della ricchezza del suo sottosuolo. Si arresta il lavoro nelle miniere. Le squadre operaie vi si alternano in 2 turni. Cominciano rispettivamente al mattino e al tramonto. Giorno e notte non hanno senso in miniera. Fragore pulsante e continuo di martelli pneumatici. Volti sudati di uomini che hanno imparato a dominare con la tranquilla sicurezza della loro forza le asprezze di questa vita sotterranea. Le luci fioche delle lampade danno con il loro muoversi improvvisi rilievi alle impalcature delle gallerie, quasi a misurarne la capacità, segnata dagli echi sordi dei carrelli rotolanti verso gli ascensori dei pozzi. I carrelli colmi giungono alla superficie. È questo afflusso continuo che dice l'alacrità del lavoro che si svolge nel profondo. Provenienti dai vari pozzi, le file di carrelli si riuniscono, si allungano, convogliate come rivoli che affluiscono in una più vasta corrente verso gli impianti della miniera centrale di ciascun gruppo. Qui il materiale estratto passa alla laveria, il più importante fra i servizi sussidiari delle miniere. In essa il carbone, col passaggio progressivo attraverso griglie sempre più fitte, si seleziona nelle differenti grossezze e in separatori idraulici
viene purificato dal materiale sterile di cui è commisto. Mentre una teleferica e altri carrelli portano il materiale sterile ad ammucchiarsi in enormi ammassi fuori dalla zona abitata, il carbone puro e selezionato si rovescia direttamente nei carri ferroviari che lo condurranno al porto d'imbarco. Sulcis, così si chiama dall'antico nome della terra che la produce, questa varietà pregiata di carbon fossile, capace di sviluppare ben 7000 calorie. Ormai, con un incremento sempre più rapido, un alto contributo viene all'indipendenza economica della nazione da questa zona, già considerata improduttiva. Quanto si è scritto sulle tristi condizioni di vita dei minatori. Questo potrà essere vero in altri paesi. L'Italia, ultima venuta a promuovere lo sfruttamento intensivo delle ricchezze del suo sottosuolo, dà l'esempio di una perfetta organizzazione sociale nei suoi grandi centri minerari. All'uscita da ogni turno non esseri esausti che si trascinano verso un pesante riposo. Uomini vigorosi ritrovano le migliori energie in una ben regolata esistenza quotidiana, che a Carbonia si attua per i lavoratori e le loro famiglie.